Il grande carro istoriato dai 100 colori e dall'allegro suono di boccole di bronzo è ormai scomparso dalle strade siciliane e definitivamente relegato nei musei. Ecco come si procedeva alle diverse fasi della sua costruzione. Il carretto si compone della cascia, delle altissime ruote pensate per agevolare la trazione su percorsi impervi e delle stanghe piantate tra l'una e le altre. Il carrozzeri lo costruisce di tutto punto e provvede anche alla realizzazione di intarsi e sculture. La decorazione dei pannelli è compiuta a mano libera o con l'aiuto di cartoni contenenti lo schema generale della scena da raffigurare e l'indicazione del colore adatto ad ogni singola parte. La vicenda storico-cavalleresca è il tema più ricco e frequentato e soltanto dall'inizio del secolo si sostituisce ai temi bellici e agiografici ottocenteschi.